Gattopardo d'Oro, quarta edizione, un evento diventato ormai imprescindibile per Palma. Ormai è un evento imperdibile, è un punto fisso nel programma culturale della provincia di Agrigento e non solo della provincia di Agrigento, e coincide con i festeggiamenti del compleanno della nostra città. Ringrazio la Presidente Letizia Paci e l'Istituzione Tomasi per aver lavorato con grande spirito di abnegazione per regalarci questo meraviglioso appuntamento culturale, il direttore Nino Graziano Luca e tutti coloro che hanno collaborato in qualsiasi modo per realizzare questo evento, dalla Giunta al Presidente del Consiglio ai consiglieri comunali. Un ringraziamento all'assessore Scarpinato e alla Regione Siciliana per aver cofinanziato l'evento. Palma vuole proiettare l'immagine migliore di sé, e quale migliore luogo di questo, vicino al monastero delle Benedettine, reso famoso dalla storia di Tomasi e dal romanzo del Gattopardo, per proiettare quella Palma bella, quella Palma meravigliosa che era così come la vollero i nostri fondatori. Sì, sono veramente orgogliosa e fiera di questo appuntamento che ogni anno si ripeterà in occasione del compleanno di Palma di Montechiaro, il 3 e il 4 maggio, anno e giorno che è stata posta la prima pietra, quindi 3 maggio 1637. Questo mi emoziona molto perché io amo moltissimo la mia città, quindi se faccio tutto questo è per amore della mia terra, ma soprattutto per regalare ai cittadini, perché poi alla fine Palma è loro e dei cittadini, questo evento meraviglioso, e far rifulgere Palma ancora una volta delle splendide radici, perché noi abbiamo delle radici nobili, sante. E poi ecco il Gattopardo, l'ultimo dei Tomasi, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore, ha scelto proprio questo luogo, che alle mie spalle, il monastero delle Benedettine, per finire il suo libro. Trovò lo slancio per finire il suo libro nel 1955, quando venne a Palma col barone Agnello, e quindi come si può ben vincere la storia di Palma è così intrecciata con i Tomasi e con Giuseppe Tomasi, perché Giuseppe Tomasi, per finire il suo libro, per iniziare la stesura del suo libro, volle ritornare nei luoghi della sua infanzia. Quindi permettetemi di dire, senza questo legame possibilmente non ci sarebbe stato il capolavoro. Ospiti eccezionali abbiamo avuto gli anni precedenti, ma anche quest'anno, come si legge dal cartellone, Luca Barbareschi, Michele Placido, Katia Ricciarelli, Stefania Auci e tanti altri ancora. Io ho fatto tutto questo con grande spirito, come dicevo, di amore, e spero di poterlo continuare a fare ancora per altri anni. Ringrazio per questo il sindaco Stefano Castellino, che ripone in me la sua fiducia. Ringrazio l'assessore ai beni culturali, l'assessore Scarpinato, che anche lui ci dà un valido contributo, ci sostiene per la realizzazione di questo evento. Ringrazio tutto il CDA dell'istituzione, il comitato scientifico, insomma non vorrei dimenticare nessuno. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono in questo progetto. Quarta edizione del Gattopardo d'Oro a Palma di Montechiaro, un interessante appuntamento culturale. Per me, da innamorato del Gattopardo, è un appuntamento straordinario. Io ho la gioia e l'onore, grazie all'istituzione Tomasi di Palma e al comune di Palma di Montechiaro, di dirigere questo evento per la seconda volta. L'obiettivo è quello di poter fare in modo che anche i contenuti del Gattopardo, da sempre visti come quelli legati al concetto del tutto cambia per restare com'è, potessero sempre più cambiare, perché il desiderio è quello di immaginare il Gattopardo come il ritratto di un'epoca, sì, il XIX secolo, ma anche come lo stimolo, l'invito a potersi rimboccare le maniche, cambiare le cose, che a chi è siciliano come noi talvolta viene rimproverato. E invece la sensazione è che la gente operosa da sempre in questa terra è tantissima, e dunque perché non immaginare che anche il Gattopardo lanciasse questo messaggio? Provate a immaginare, se uno vede un'opera d'arte figurativa, magari l'artista
l'artista nel realizzarla vuole che si stimoli un giudizio, una riflessione per poi arrivare ad una azione. Bene, io penso che anche il Gattopardo vada reinterpretato così, e anche in questa edizione la scelta dei premiati, la scelta degli artisti che ho avuto l'onore di poter suggerire alla commissione è stata proprio pensata in questi termini, cioè l'idea di poter avere degli attori che potessero interpretare le pagine che sono legate a quell'immaginaria di una fugata che Tomasi di Lampedusa diceva chiaramente essere Palma di Montechiaro. Vi ricordate la lettera che lui scrisse al barone Enrico Merlo, in cui proprio diceva Palma di Montechiaro è la città, mentre il palazzo è la Santa Margherita di Belice. Bene, l'obiettivo è quello, e questa sera attraverso Michele Placido, attraverso Luca Barbareschi, Katia Icciarelli e tutti gli altri premiati, abbiamo con noi la direttrice di Rai Radio, Stefania Auci, abbiamo anche Vittorio Terranova e così via, potremo raccontare il Gattopardo, vedere i punti di contatto che ci sono anche con altre realtà culturali, e la presenza della direttrice di Rai Radio è non solo una presenza illuminante per un canale che ha fatto una svolta importante da quando è diretto da Alessandra Ferraro, ma anche perché Rai Radio è media partner di Gattopardo d'Oro, e dunque c'è proprio la gioia di continuare questa relazione iniziata l'anno scorso con Angelo Mellone, il direttore di Rai 1 Intrattenimento, e che prosegue adesso nei 100 anni della radio con una direttrice di Radio Rai, cioè Rai Radio, Alessandra Ferraro. Lei è premiata oggi qui al 4º Festival del Gattopardo d'Oro? Sì, ed è davvero un'emozione pazzesca, intanto per il grande legame anche affettivo che ho nei confronti di Tomasi di Lampedusa e del suo romanzo, perché per me è stato un punto di riferimento fondamentale ed e rappresenta, a mio avviso, una delle voci più importanti per raccontare il Sud oggi, più che mai nel momento in cui ci sono dei venti di profondo cambiamento, soprattutto tutto quello che sta avvenendo per quanto riguarda l'autonomia differenziata probabilmente potrebbe trovare una spiegazione e anche delle motivazioni solide sul perché questo tipo di procedimento forse non è proprio adatto al Sud, proprio grazie alla lettura di un romanzo come il Gattopardo. È un premio molto importante perché è un premio di cultura prima di tutto, e quindi penso che la cultura possa fare molto per questi territori, e non solo per questi territori ma tutto il paese. Rai Radio è media partnership in questo progetto ed è orgogliosa di essere presente, perché Rai Radio è la radio che cammina con tutti gli ascoltatori e cammina sui territori, e oggi ha fatto tappa qui a Palma di Montechiaro. La cultura, dunque il territorio, la promozione, questi devono essere gli ingredienti per poter spendere al meglio il nostro paese. L'onore è mio di essere qui, amo questa terra, quindi sono molto contenta di essere arrivata. Bisognerebbe coordinare un po' bene. Era da molto tempo che non venivo da queste parti. Che non lo stiamo facendo. E poi è una soddisfazione, insomma, ricevere un premio. Ma questo ha un sapore straordinario, perché io amo lo scrittore, amo queste zone, perché la provincia di Agrigento per me è qualcosa, ho appena recentemente finito il film su Luigi Pirandelli, capite? Per cui ho un attaccamento straordinario. Sono felice.